Sognare, credere e lottare. Oggi Super Giovane Castelbuono contro Castellammare. Un saluto da parte di Giuseppe La Russa. Partita importantissima oggi ai fini della classifica per la Super Giovane Castelbuono, che vincendo potrebbe confermare il quarto posto. Qualora vincesse invece il Castellammare sarebbe lei a confermarlo e la Super Giovane dovrebbe stare attenta dietro. Ma soprattutto oggi è importante ritornare a fare punti per non incappare in brutte situazioni. Sarà probabilmente l'ultima partita al Santissima Trinità di Gera di Siculo per la Super Giovane Castelbuono, nell'attesa naturalmente che arrivi il permesso per giocare nel nuovo impianto del Luigi Failla, coperto da un manto in erba sintetica di ultima generazione. Entrano in campo le due squadre, accompagnate dal direttore di gara, che oggi è il signor Corvaglia Enrico della sezione di Catania. Gli assistenti sono Triolo di Acireale e Diventi di Enna. Andiamo a vedere le formazioni. Due Giovane Castelbuono che conferma il suo solito 3-5-2, in porta Fagone, poi difesa a 3 con Garofalo, Pennisi e Arenoso, centrocampo con Suarez, con l'applauso, Suarez, Belecco, Iantus, Altieri e anzi no, scusate, c'è stata un ultimo cambio di un cambio dell'ultima ora. Infatti Franchelli che prende il posto di Belecco in mezzo al campo, forse qualche o scelta tecnica oppure qualche problema, diciamo, dal punto di vista fisico. Comunque il centrocampo che è formato a questo punto da Franchelli, Iantus e Altieri e Grandis come quinto, e in attacco Diallo e Torres. Risponde il Castellammare con Di Paola, Caiozzo, Tarantino, Terranova, Caronia, Amato, Musso, Ganci. Tanto osserviamo un minuto di silenzio per la scomparsa un anno fa di Sinisa Mihajlovic, che ci ha lasciato proprio il 16 dicembre 2022.
Ricordiamo che gli altri componenti della formazione del Castellammare eravamo arrivati a gancio, poi Messina e Cavagna. In panchina troviamo Cacciatore, Cinà, Cinquemani, Mannino, Milana, Olivieri, Pizzolato, Taibi e Scibilia. L'allenatore del Castellammare è Giuseppe Mione, che oggi è squalificato. Seguirà la squadra dalla tribuna, una partita importante per tutte le due compagini. Intanto l'arbitro si accerta con gli addetti al servizio d'ordine di dare le ultime indicazioni. L'allenatore invece al suo giovane Castelbuono è Angelo Bognanni, per lui 19esima partita in campionato, poi tutte le altre di Coppa, 15esima partita. È partita la sfida tra Super Giovane Castelbuono e Castellammare. Il primo pallone è giocato subito da Diallo, il pallone allontanato, poi Garofalo, colpo di testa. Prova ad andare all'1 contro 1, cercato come conclusione, Fagone blocca.